pensavamo che fosse una cosa molto tranquilla, molto, cioè, un centro abbastanza tranquillo per tutti quanti, però in realtà abbiamo scoperto che non è così e poi vediamo questa la scarsa di sicurezza sempre ogni giorno più dell'altro. Così il titolare del ristorante etnico Peace and Spicy è spaventato dopo l'aggressione subita da un suo dipendente la notte tra sabato e domenica. Il cameriere aveva appena buttato l'immondizia qui, stava rientrando verso il locale e in quell'angolo, sotto quel sottoportico, è stato aggredito. I tre aggressori, due uomini stranieri e una ragazza italiana, si sono accaniti contro uno dei camerieri del locale. Una violenza insensata, ci descrivono i collaboratori del ristorante. Senza una motivazione, praticamente una persona un po' alterata, ora non so se è dalla droga, dall'alcol, semplicemente una persona che era finita di un'altra rissa, era seduto là, questo non lo saprei dire io, però lo so che non definirei neanche associare, forse il termine della persona è un po' esagerata e sprecata per questo imbecille. Ora Hussein, studente in ingegneria informatica, è in ospedale e i medici non hanno ancora deciso se operare o meno la mandibola. Quello che è certo è che perderà questa sessione di esami. Non è il primo caso, ci confida il ristoratore. Qualche mese fa una sua dipendente è stata fermata sul cavalcavia Borgomagno e le è stato rubato tutto. Ho una quindicina di dipendenti che 10 di loro sono donne, anche donne giovani. A questo punto io ogni sera ho la preoccupazione, nel momento in cui chiudiamo, metto la chiave, la porta chiude, ciao ragazzi, devo sempre per essere preoccupata, allora è arrivato a casa, perché poi ognuno abita una parte diversa di Padova, deve andare in bicicletta a casa, e sono tutte donne giovani. Io mi chiedo, ma scusa, e cosa è successo? Sono arrivati a casa, tutto tranquillo, devo preoccuparmi? Oppure a quel punto devo andare praticamente a recuperarmi un pulmino e portarli tutti quanti a casa per essere sicuro?